Buongiorno ragazzi, dunque oggi altro giro pianificato, magnifico e stupendo. Allora partiremo dai pressi di Verona, precisamente da Chievo, che è un quartiere ovviamente di Verona. Voi ricorderete sicuramente la squadra di calcio del Chievo. Praticamente faremo tutta la ciclabile della Valle dell'Adige. Partiremo dunque da qui e arriveremo fino a Bolzano. Saranno 170 km circa con 800 dislivello. Bene, non ci resta altro che partire. Ciao, dopo! Ciclabile fantastica che l'ho già fatta nella Veneto Gravel di quest'anno, dunque 2023, settima edizione. Vi lascio qui il link se volete rivedervi il video dei 2 giorni che ho fatto sulla Veneto Gravel. E dunque la temperatura qui è un po' freschino oggi, però dopo tutto il caldo che abbiamo patito francamente ci sta da Dio, si pedala che è una meraviglia. Bene, andiamo avanti. Dopo aver percorso per circa 5 km la Bussolengo, o meglio la ciclabile Bussolengo-Rivoli veronese, cominciamo la prima salita di giornata e si vola. Primi 30 km è una cosa meravigliosa. Dunque, finita la ciclabile Bussolengo Rivoli veronese, abbiamo fatto un po' di salitina, un po' di colline, e praticamente lo scenario è cambiato completamente. Poi da una parte ciclabile siamo arrivati a strade secondarie, circondata da vigneti, ulivi, fantastico, non so se avete visto. E qui siamo arrivati a Cavaillon veronese, dunque le prime salite un po' più impegnative le abbiamo già affrontate. Adesso andremo su sulla ciclabile della Valle dell'Adige, con una salita un po' costante, con qualche picco, e basta, andiamo avanti. Siamo arrivati sulla ciclovia del Sole, che praticamente andremo in mezzo tutta la Valle dell'Adige fino a raggiungere Rovereto, Trento e Bolzano. E niente, siamo arrivati ad Affi e avete visto le pale qui alle mie spalle, dunque non so se vi rendete conto quanto può essere ventoso qui, guardate come si muovono. Wow, ripartiamo! Siamo arrivati a Belluno veronese, siamo al 45esimo chilometro. Dai che si vola! Arrivati al 60esimo chilometro, ala! Dunque questo percorso è veramente fantastico, soprattutto
Nel momento in cui abbiamo passato il confine tra Veneto e Trentino, le cose cambiano radicalmente. Ragazzi, siamo arrivati a Rovereto. Allora, vediamo a quanti chilometrini. 72, dunque non siamo ancora a metà percorso, dai che ce la facciamo, dai. Allora, tra l'altro ho varcato il confine Veneto-Trentino. Qui c'è veramente la cultura del ciclismo, un sacco di persone in bicicletta che fanno bike, che fanno comunque un giro di giornata. Fantastico, guardate. Però a noi manca un po' questa cultura, dai ragazzi, impegniamoci, dai. Dunque ragazzi, abbiamo sempre l'Adige sulla nostra sinistra, lo stiamo praticamente risalendo, è la valle dell'Adige. Abbiamo lasciato Rovereto e siamo quasi arrivati a metà percorso, comunque a metà del nostro obiettivo. Qui i vigneti sono, diciamo, sono accompagnati anche dai meleti adesso a questa altezza qui. Lo scenario ovviamente è sempre una meraviglia, guardate. E poi questa ciclabile è servita in maniera ottimale, ma veramente ci sono dei servizi di ristorazione piuttosto che panchine per poter mangiare, oppure per fare diciamo una sosta. Dunque è veramente curata nel dettaglio, bella. Vabbè, andiamo verso Trento adesso, andiamo! Allora, come la tradizione, io quando vado in Trentino una mela devo sempre mangiarla. Buona. Ragazzi, al 103esimo chilometro siamo arrivati a Trento. Dunque siamo in tabella di marcia veramente messi molto bene. Dunque non passerò per il centro di Trento perché comunque il percorso è sempre in ciclabile. Adesso andremo in direzione Bolzano, che sarà l'ultima tappa. Andiamo!
Certo che sì, a dopo. Ragazzi, siamo al 125esimo chilometro, siamo a San Michele d'Adige. Facciamo le prime considerazioni, allora, perché siamo quasi arrivati anche a Bolzano. E dunque la ciclabile è fantastica, ben curata, dunque tutta in asfalto, dunque la può fare sia la bici da corsa che la gravel, insomma, dunque con un copertone magari come il mio, con una fascia centrale liscia, si fa anche un po' di velocità. E poi la parte naturale è fantastica perché ci sono vigneti, meleti, c'è un po' di tutto, si viaggia nella tranquillità più assoluta, e ovviamente costeggiando tutto il fiume d'Adige, partendo dunque da Verona fino a Bolzano, a parte diciamo alcuni tratti in cui si fa quel canale che avete visto in precedenza. Ovviamente, come ho detto, la parte trentina è molto più curata sotto qualsiasi aspetto, diciamo la ciclabile è veramente fantastica, ci sono dei punti di ristoro, delle panchine per poter sostare, soprattutto per chi fa cicloturismo. Ho incontrato molte persone che venivano comunque verso giù, dunque da Bolzano verso Verona, dunque c'è una cultura del cicloturismo molto forte qui, e anzi più vado a nord e più forte è, e basta. L'ambiente è sempre veramente fantastico perché ci sono queste mega montagne che ti circondano, è veramente incredibile, guardate. Aggiungere che il dislivello non è tantissimo perché 800 e soprattutto all'inizio, insomma, dunque niente di impossibile. A chi non piace i drittoni, ecco, non la consiglio perché adesso sto facendo un drittone di 12 km dove quasi non si vede la fine. A me piace perché comunque sono un mezzo passista, diciamo, dunque per me questa è casa mia, insomma. Ragazzi, siamo arrivati a Bolzano e le piste ciclabili sono una cosa incredibile, invidiabile. Penso che abbiano fatto prima le piste ciclabili che le strade qui, perché sono veramente perfette. Mamma mia ragazzi, quanta gente in bici, soprattutto quanta. Vabbè, dai che ci manca poco all'arrivo.
ragazzi, arrivati a Bolzano con 168 km e 750 dislivello. Adesso cosa faremo? Dunque prendiamo il treno e torniamo a Verona. Allora, il tratto tra la stazione e dove ho lasciato la macchina è solo 4 km, che ho documentato ovviamente con poca cosa. Verona non ci sono passato perché comunque è tardi, la troverete già documentata su Veneto Grave, dunque andate a vedere quel video lì. E cosa dirvi? Basta. Dunque da Verona è tutto, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, ovviamente mettete anche qualche commento e basta. Da Verona è tutto, al prossimo giro ragazzi, ciao!